Centro anch'io, centro anch'io. Bentrovati, un nuovo appuntamento con Centro Anch'io speciale C'era una volta. Vedete che l'ambientazione è proprio quella di una casa, di una stanza di qualche annetto fa, insomma, dei nostri genitori e dei miei nonni, dei tuoi genitori. Vabbè, battutona, quella. Questo è. Riconosci quello che vediamo nell'immagine, Federica? Io sì, era comodo. Era comodo, è di legno questo. Adesso ovviamente sono un po'. Insomma, adesso un è po' più moderna, moderna, sì, più comodo, adesso è più comodo. Ancora più. Però insomma la funzione è quella, quindi se stai sulla comoda è perché hai bisogno di questo tipo di seduta, dove insomma è questo sedile con questo vaso estraibile per i bisogni corporali, e sul sedile è presente un foro del diametro di circa 20 cm sotto il quale va il vaso da notte. Esatto, e più da che altro giorno. per gli anziani malati. Infatti, sì. tu sei mai stata sulla comoda? No. No, adesso no, questa è una sedia. Okay. Fede, vediamo un po' come sono andate le cose in centro. Dai, guardiamo. Siamo in via 24 maggio, qui in centro storico, tra Piazza della Loggia e Piazza Vittoria, con Amy. Oh, ciao caro, tutto bene? Ciao carissima Amy, pure lei è un volto conosciuto, ma oggi solo VIP becchiamo qui in centro. Oggi è una giornata vivissima in città. Bellissima, bene. Senti Amy, allora tu come te la cavi con la brescianità? Tu sei di Brescia? Amy? Sono brescianissima e sono figlia di genitori bresciani. In realtà i miei nonni sono d'origine bergamasca e questa cosa a volte mi mette un po' a disagio, però vabbè. Sono purificata, dai. Dai, va bene, comunque sono cugini. Però mi sento molto molto bresciana. Bene Amy, va bene, si scherza ovviamente. Allora Amy, guarda un po' questo aggeggio, questo arnese, cos'è secondo te? Allora, io questo qua lo vedevo da mia nonna. Qui metteva la carne e poi girava e venivano tutti i bigolini di carne per fare la carne macinata. La carne macinata, il ragù, le cose. Esatto. Polpette. Quello, sì. Lei lo faceva per il ragù più che altro. Ora si utilizza nelle macellerie, ovviamente è stata motorizzata, però questa vedete la manovella, quindi aveva un utilizzo manuale. Secondo te il nome corretto è macchinetta de tridà la carne oppure tourterelle? Macchinetta tridà la carne, il tuttarello è tutt'altra cosa. Che cos'è il tourterelle? È l'imbuto. È l'imbuto, beh si sa. La macchinetta di tridà la carne l'abbiamo riscoperta con Amy. Grazie Amy, ciao. Grazie a te Carlo, ciao. Brava Amy, con Bravissima. la sua macchinetta di tridà la carne. Brava Amy. E adesso? Adesso c'è il telaio da ricamare per ricamare. Il teler da ricamare non potevamo portarlo qui perché effettivamente ha delle dimensioni Grosso, le Belfis, me lo ricordi abbastanza me? grandi. Sì, ma che te lo ricordi? È vero, lo ricordi? Certo che me lo ricordo, ma no. Era un attrezzo esagonale con delle traverse di legno dove venivano e c'erano dei chiodi e dove loro intrecciavano i fili. Certo, dell'ordito con quelli della trama, la trama e l'ordito, vedi? Tu sei quella intelligente, io sono quella Tu sei quella pratica, la bravo. pragmatica. Va bene, ricordate il teler de ricamare, ricordate anche gli oggetti che vi abbiamo presentato in questa puntata e nelle precedenti. Insomma, ci auguriamo di sì, di farvi cosa gradita, di farvi tornare un po' indietro con la memoria e con i ricordi. Esatto. Alla prossima, grazie per essere stati in nostra compagnia, ciao. Centro anch'io.